Ecco, dottore Gramaglia, qual è la situazione attualmente dell'ospedale di Agrigento? Abbiamo letto che si dipende dall'ospedale di Caltanissetta in questo settore della pediatria. Ecco, se ci vuole fare un chiarimento. Il chiarimento è subito fatto, nel senso che è stato pubblicato nell'aprile scorso un decreto assessoriale che stabilisce che per quanto riguarda la diabetologia pediatrica ci sono 4 centri di riferimento regionale: Catania, Palermo, Caltanissetta e Messina. Nel centro di Caltanissetta, quindi come bacino, facciamo parte noi, quindi Caltanissetta, Agrigento ed Enna fanno parte come centro di riferimento regionale da parte di Caltanissetta. Il problema qual è? Intanto dobbiamo assicurare agli utenti che l'ambulatorio di pediatria diabetologica di Agrigento, sorto nel 2012, è ancora operativo e tutti i mercoledì dalle 8 alle 14 facciamo le visite. Il problema è solo da un punto di vista tecnico-amministrativo che i bambini eseguiti da noi con questa nuova riforma, con questo decreto, per la prescrizione delle cose necessarie ai bambini diabetici, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei farmaci a loro interessanti, devono recarsi a Caltanissetta dal dottore La Loggia. Questo fatto ha messo in agitazione i genitori dei bambini diabetici, i quali si sono opposti in maniera abbastanza forte e chiedono loro, ma anche la nostra triade strategica chiede con forza che per Agrigento, vista la notevole attività e il notevole beneficio che abbiamo fatto nell'ambito della provincia di Agrigento, seguiamo 80 bambini diabetici che erano costretti prima a migrare, chiedono che Agrigento dipenda sì dal centro regionale di riferimento di Caltanissetta, ma che abbia una propria autonomia anche prescrittiva, oltre che curare i bambini. E stiamo cercando con tutte le nostre forze, sia i genitori, sia la triade strategica che ha fatto notevoli investimenti sul problema della diabetologia pediatrica, tant'è che in questo momento i 2 colleghi pediatri che si occupano di diabetologia pediatrica stanno facendo un master di 2 anni a Roma col professore Marco Cappa. Stiamo cercando di far sì che Agrigento diventi centro satellite e quindi abbia una certa autonomia che permetta a noi di continuare a gestire questi delicati pazienti cronici. Perfetto, perfetto, perfetto. Come si legge? Sindrome di Sjögren. Sjögren. Vabbè, parleremo del suo intervento in generale, poi magari lei spiegherà. Dottor Giovanni Triolo, qui a questa iniziativa, intanto una sua valutazione, quale sarà la materia su cui lei relazionerà? Allora, mi è stata data una lettura sulla sindrome di Sjögren. È una condizione forse sottostimata, in quanto in realtà colpisce circa l'1% della popolazione generale femminile soprattutto. Ripeto, sottostimata perché spesso viene considerata come l'occhio secco, quindi l'oftalmologo nota che la paziente che lamenta il bruciore agli occhi o la sensazione di
sabbia, pietrusche negli occhi, prescrive le lacrime artificiali e tutto resta là. In realtà quando poi la malattia si configura